Allora, Gabriele Tiella, allenatore del Breganze, poteva essere un esame di maturità questo per i vostri giovani, direi superato, non per il risultato ma per una buona prestazione. Sì, assolutamente. Io volevo che quest'oggi l'Odi e un po' tutto il campionato di A1 capisse che non siamo qua a fare le comparse in A1, insomma. E penso che lo abbiamo abbastanza dimostrato, considerando che per tre quarti partita siamo restati a pari dell'Odi. Poi la potenza delle bocche di fuoco dell'Odi hanno fatto la differenza anche verso la fine. Noi siamo un po' calati di intensità e un po' di stanchezza. Ci stiamo ancora abituando un attimo all'intensità della 1. Ecco, siete però una neopromossa, le prime due sfide con due big, Follonica e Lodi, vi hanno già dato indicazioni su che stagione vi aspetta? Sì, una stagione che noi andiamo a costruire partita dopo partita cercando di migliorarci sempre un po' di più. E questo è, noi di sicuro non facciamo la corsa sul Lodi e noi dobbiamo arrivare nelle partite che contano contro le squadre che si troveranno vicino a noi in classifica a fare delle grandi prestazioni lì. Questi sono tutti esami che se raccogliamo qualcosa ben venga e se no devono darci comunque delle indicazioni per il proseguo del lavoro. Oggi abbiamo avuto delle indicazioni buone e che la strada è quella giusta, insomma. Grazie mille, grazie Gabriele Tiella, Grazie. grazie.